devo farvi vedere una cosa. Guardate qui. Questo è il libro del mio amico Emanuele Garau, uno dei più grandi cultori delle tradizioni popolari di Sardegna e non solo, che ha scritto questo romanzo straordinario. Ho finito di leggerlo proprio oggi. Anna Rosa de Rios. Vi assicuro che vale la pena acquistarlo e leggerlo. E vi dirò anche una cosa, adesso mi direte, ma non sarai di quelle che piange anche con i film? Allora, se merita, l'emozione va espressa, se la cosa merita, l'emozione va assolutamente espressa. E in questo caso, alla fine, vi dico la verità, mi è scesa la lacrima, perché è un libro dove c'è tutto, parte dalla fine dell'Ottocento praticamente, per arrivare letteralmente ai giorni nostri, raccontando la storia di una donna, quindi inizia con la storia della famiglia di questa donna, una storia avvincente che però ci apre veramente, letteralmente una finestra con delle descrizioni dettagliatissime dei nostri paesi, delle nostre usanze, di tutte quelle cose che oggi veramente ci sembrano lontanissime nel tempo, il modo anche di parlare, il modo di esprimersi, le nostre feste, il nostro abbigliamento, le cose che si mangiavano a quei tempi. C'è una dovizia di particolare in questo libro che, se avrete veramente l'opportunità di leggere, vi farà fare un tuffo nella storia e vi sembrerà letteralmente di sentir raccontare le storie che le nostre nonne ci raccontavano, quindi compreso insomma il tempo della prima e della seconda guerra mondiale, insomma le difficoltà anche del periodo. Credetemi, mi ha emozionato. Oltretutto lo voglio ringraziare perché in una parte del libro ha usato addirittura una parte del mio brano Istella, su una parte del testo, come forma di attittido nei confronti di una mamma che era venuta a mancare, la figlia la piangeva recitando appunto il testo di Istella, quindi chiaramente mi ha fatto molto piacere. Benissimo.